E in questo angolo cosa troviamo? Allora, noi siamo i ragazzi della 360 Lab, insieme ai ragazzi di Tevene di Tortorici, stiamo collaborando insieme per questo progetto che mette al centro davvero la riqualificazione urbana e sociale, riprendendo gli spazi del centro di Tortorici. Qui ci sono alcuni dei lavori. E poi abbiamo portato diversi artisti, vabbè, suonerà anche più tardi Marco, che è il voce e chitarrista dei Mereketen, e poi avremo Beatrice, che lei ha questa componente femminile nel raccontare i suoi quadri, quindi la donna al centro nelle sue varie svariate forme e sentimenti. E poi abbiamo Piede che Fuma, invece artista che si occupa soprattutto del collage come priorità, e quindi fondere anche diverse tecniche con un progetto decisamente punk. Un'iniziativa che cerca di valorizzare gli angoli di questo borgo siciliano. Sì, il concetto è proprio quello, perché in realtà anche tramite i ragazzi di Tortorici abbiamo saputo che questo posto è poco vissuto, ormai il centro si sta completamente abbandonando, ma questa cosa è una storia che conosciamo molto bene nei nostri paesi. Molti centri storici sono stati abbandonati per la costruzione, per esempio, di case più nuove. Quello che però è successo è che abbiamo dei paesi con una doppia anima, dove da un lato c'è una parte che sta scomparendo e dall'altro dove la gente vive. Ce ne sono tantissimi, purtroppo ristrutturare quelle case ovviamente è complicato, spesso è anche più costoso di comprare case nuove, però il concetto deve essere, attraverso una politica che aiuti veramente il territorio, ritornare invece a invertire questa pure perché questi borghi qui rappresentavano anche una socialità diversa che abbiamo perso, cioè dentro le vanette la gente scambiava, dentro le vanette avveniva un continuo confronto tra le persone che addirittura vivevano quasi in simbiosi, le famiglie erano vicinissime, ovviamente c'erano anche delle situazioni non sempre bellissime, ma di fondo era vita, cosa che invece abbiamo perso con il nuovo che è arrivato.